Gli alpini tornano dove è il loro cuore e il gruppo Media Nord-Est è ancora una volta con le penne nere per raccontare le emozioni, i volti, le storie, la musica del mondo alpino. Il raduno del terzo raggruppamento conegliano ha portato tutto questo nelle case di oltre 1.600.000 telespettatori nei 2 giorni della durata del centenario della sezione coneglianese. Il grafico dei dati certificati Auditel conferma che un enorme numero di persone ha seguito il racconto delle celebrazioni dalla tarda mattinata di sabato fino alla grande festa di piazza, con i cori nelle chiese e l'inno nazionale cantato da migliaia di voci in un'unica voce nella scalinata che porta proprio il nome delle penne nere. Una giornata, quella di sabato, che supera negli ascolti certificati Auditel le 760.000 persone raggiunte dalle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Domenica mattina poi tutti davanti alla TV già prima dell'ammassamento ufficiale per la sfilata, con una curva di ascolti altissimi dal passaggio delle prime sezioni fino al gran finale con la consegna della stecca agli alpini di Gemona, organizzatori della prossima Triveneta. Nella giornata di domenica sono oltre 900.000 le persone raggiunte nei dati certificati Auditel, con un grafico che mostra punte altissime durante lo sfilamento e il passaggio degli aerei storici sul serpentone di penne nere. Immagini mai viste prima grazie alla telecamera in esclusiva installata proprio su uno dei velivoli della Prima Guerra Mondiale. Spettacolo e cuore, musica e ricordi, impegno e condivisione dei valori hanno rinnovato ancora una volta il sodalizio fra le penne nere e il gruppo Media Nord-Est, con il sigillo della fiducia e dell'affetto dei telespettatori che hanno deciso di premiare nuovamente l'impegno di chi da sempre porta nelle vostre case lo spirito dell'alpinità, le storie, la vicenda umana e storica degli alpini.